Renzo Tondo, un impegno con noi moderati come commissario per quanto riguarda il Veneto. Si parla molto di questo accordo con Coraggio Italia in vista delle prossime elezioni regionali. Saltato, ci sono delle novità? Ma guardi, in questi mesi, che assieme agli amici del Veneto, abbiamo costruito un partito che ha circa 400 iscritti, che crescono ogni giorno. Siamo rimasti un po' male, a dirla proprio terra a terra, del fatto che a Roma si sia discusso questo accordo senza coinvolgerci, quindi abbiamo protestato come legittimo. Siamo un partito democratico, siamo un partito che nasce dal basso e vogliamo dimostrare le nostre possibilità. Quindi con Lupi, con il quale alla fine ci troveremo d'accordo, una soluzione la troveremo sicuramente. Quindi è L'importante possibile è anche unire che ci sia un riavvicinamento. L'importante è unire il centrodestra e riconfermare il centrodestra a guida della regione. Centrodestra che in questo momento si presenta però su posizioni molto diverse, su un possibile candidato. Si è parlato del terzo mandato di Zaia, ancora una partita chiusa o no, secondo lei? Ma guardi, io sul terzo mandato ho espresso un parere contrario già in Friuli Venezia Giulia, perché il potere dei governatori è talmente forte che ha bisogno di un bilanciamento. Sono convinto che 10 anni siano sufficienti per fare bene i governatori. In Friuli Venezia Giulia si sta discutendo, in Veneto si sta discutendo, ma alla fine, come tutte queste cose di importanza nazionale, verranno decise a Roma. Mi pare che la Giorgia Meloni abbia un'idea ben chiara e precisa sul terzo mandato, vedo difficile che si possa attuare, quindi credo che Fratelli d'Italia abbia tutto il diritto di rivendicare la presidenza. La Lega intende correre da sola alle prossime elezioni, almeno questo sta continuando a dire. Questo cosa cambia nell'alleanza? Ma lei sa quanto me che la politica è fatta di affermazioni che mandano la palla in avanti per poi tornare indietro. Io non so adesso quanto la Lega intenda correre da soli, certamente sarebbe un errore. Noi che siamo i più piccoli della famiglia lavoreremo perché il centrodestra sia unito, perché diviso, indipendentemente dal risultato, è un messaggio negativo in un momento difficile come questo per il Paese. Ecco, e qual è il ruolo appunto di noi moderati, dell'UDC, all'interno della coalizione di centrodestra in questa fase politica? Noi siamo consapevoli del fatto che il centro può stare solo nel centrodestra, soprattutto con un PD a trazione slime come assistiamo adesso, con Conte che si sposta addirittura all'estrema sinistra. Quindi dare una forza al centro del centrodestra è il nostro compito, il nostro ruolo. I noi moderati sono questo. Lei appunto ha un ruolo di commissario qui in Veneto, quindi significa che sta preparando anche un congresso, una situazione di normalizzazione, anche dal punto di vista appunto di una Certo, ricostituzione del vostro gruppo. assolutamente, il mio ruolo è un ruolo di passaggio. Ho aderito a un invito di Lupi a assumere questa responsabilità, abbiamo condotto la campagna elettorale per l'Europea assieme a Forza Italia, abbiamo sviluppato i circoli, i coordinatori provinciali e regionali, adesso ho completo il mio compito col congresso e poi il Veneto avrà una classe dirigente di noi moderati, sia autoctona, che crescerà di giorno in giorno.